Breaking news. Il Napoli è alla ricerca di un nome nuovo per rinforzare la posizione di terzino sinistro e l'obiettivo arriva direttamente dal sorprendente Girona. Restate fino alla fine per scoprire tutti i dettagli su Miguel Gutiérrez, il nuovo sogno della dirigenza partenopea. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia di calciomercato. Andiamo subito al sodo. Secondo l'osservatore di mercato Marco Palma, in un'intervista a TMV Radio, il Napoli starebbe monitorando da vicino Miguel Gutiérrez, terzino sinistro spagnolo di 22 anni. Cresciuto nelle file del Real Madrid e attualmente protagonista al Girona. Il giocatore, che ha fatto la trafila delle giovanili del club merengue, si è affermato come uno dei giocatori più costanti della squadra catalana. Dotato di grandi doti atletiche, velocità, resistenza e disciplina difensiva, Gutiérrez attira l'attenzione anche per il suo raffinato piede sinistro e la sua regolarità in attacco. E viene costantemente elogiato per la sua capacità di sostenere l'attacco senza compromettersi in difesa. Secondo Palma, il Girona chiede 25 milioni di euro e il Napoli ha già iniziato a informarsi per capire i termini dell'affare. Oltre a lui, si è parlato anche del difensore senegalese Gora Diouf del Sion. Anch'egli visionato da club italiani, soprattutto dall'Udinese, ma a un prezzo più accessibile. 5 milioni di euro. Al momento, però, l'attenzione del Napoli è rivolta a Gutiérrez, che potrebbe arrivare per competere con Mario Rui e Olivera, o addirittura subentrare nella formazione titolare con l'arrivo di Antonio Conte. Ora vogliamo sentire il parere dei tifosi. Miguel Gutiérrez sarebbe una buona opzione per rinforzare il centrocampo del Napoli? Vale l'investimento di 25 milioni o il club dovrebbe puntare su un altro nome? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito.